Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto dal titolo della mascherina, oggi parleremo del Dante quando è andato sulla Luna. Però prima di iniziare il racconto del Dante, che voi sapete che lui queste cose me ne racconta sempre davanti a un buon caffè macchiato lungo, corretto latte, vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard del Marietto Veneziano se non l'avete ancora fatto e se volete sarebbe auspicabile anche un bel super like che tirano sempre su di morale. E adesso partiamo subito con questo bellissimo racconto del Dante, che voi sapete che incontro sempre quando parcheggio la moto e vado verso il Bar della Pace. Infatti io quando so che lui va giù al Bar della Pace giro intorno perché so sempre che si può scroccare un bellissimo caffè lungo. E entro e trovo il Dante, no? E Dante mi dice, ma sai cosa mi è successo quando avevo 15 anni? Io lo guardo, Dante, ma io non sono mica un veggente, un mago, un radiestesista, quelli lì che possono vedere le cose, né? Cosa è successo a 15 anni? E lui mi racconta la storia, e qui inizia la storia. Mi racconta che a 15 anni, no, bisogna partire anche dal presupposto che il Dante si vociferava in giro che il papà del Dante fosse un mistico e anche un militare, no, e che avesse un santone che lo guidava, cioè il papà del Dante era guidato da un santone. E il Dante mi aveva già raccontato in altri racconti, che poi magari se posso spifferare, perché non voglio dire troppo perché sapete che il Dante gira su internet e magari viene a sapere che io parlo a voce alta nel casco e penso a voce alta e non vorrei mai che pensasse che sono io. Comunque il Dante, dovete sapere che aveva un papà militare, un generale dei servizi segreti, ma qui lo dico, qui lo nego, E quindi molte cose e lui le sapeva sempre in prima mano. E cosa è successo? È successo che un giorno col suo amico Marchino, nome fantasia, era andato davanti alla casa di una persona a montare una tenda canadese. Una tenda canadese di quelle, sapete, che andavano di moda 40 anni fa, dei figli dei fiori, no? Solo che era estate, era caldissimo e da questa casa è uscita la mamma di una sua compagna di classe e anche la sua compagna di classe. Li hanno visti lì sotto questa tenda e allora la compagna di classe gli ha portato una bibita da bere, una bibita con le bollicine, quella famosa, no? Il Dante mi ha detto che quando ha visto arrivare questa bibita, no? E visto che c'era caldo ed era dentro questa tenda canadese, ha fatto i salti di gioia e l'ha presa e ha bevuto. Ne voleva dare un po' anche al Marchino, ma il Marchino non ha voluto. Quindi io non sospetto che era una cosa combinata, il Dante non lo sospetta, però sta di fatto che è successa una cosa strana. Appena bevuto 2 sorsi, il Dante si è sentito, così mi ha raccontato il Dante, però sapete che io le cose che dice il Dante non ci credo, Mi ha detto che si è staccato del corpo, è uscito ed è arrivato qui, quasi a 2 metri dal livello in aria, dal livello della tenda. E poi cosa è successo? Mi ha detto che il Dante si è sentito sparato nello spazio ed è arrivato sulla Luna. A che il Dante, sapete che le spara grosse come Fukushima, Fukushima in confronto al Dante è proprio un petardo di carnevale. Comunque mi ha detto, sai Marietto, io ero a camminare sulla Luna, stavo camminando sulla Luna e pensavo di essere morto. E io gli ho detto, ma Dante, cosa mi stai raccontando? Sì, dopo quella Coca-Cola a un certo punto mi sono sentito schizzare fuori dal corpo e a un certo punto mi sono trovato a camminare sulla Luna e pensavo di essere morto. E io gli dico, ma scusa Dante, e lì cosa è successo? Lui mi ha detto, sai, anni prima io avevo conosciuto in astrale il mistico che guida il mio papà. E gli dico, ma perché è un papà? Sì, mi dice, che lavorava nell'esercito, suo papà, il Dante mi dice, però aveva questo mistico che lo guidava e me lo ritrovo lì sulla Luna, che il Dante parla al mistico e gli dice, senti, ma adesso come faccio a tornare indietro sulla terra perché mi sa che sono morto? E il mistico gli dice, vieni che ti voglio far vedere qualcosa. Parlavano la stessa lingua anche se era un mistico orientale, mi ha detto così il Dante. E che cosa è successo? Ha detto che il mistico è passato dentro la Luna e il Dante è stato su perché non sapeva che poteva andare dentro la Luna il Dante. E cosa è successo? Il mistico è tornato indietro, si è ripreso il Dante e l'ha riportato sotto.
Che a questo punto qui gli ho detto: senti Dante, a questo punto della storia mi devi pagare un altro caffè macchiato se vuoi che regga, perché io certe cose, insomma, ho lasciato le cardioaspirine a casa, il giubbetto antiproiettile, e tu vuoi che io possa resistere ancora a una cosa del genere? E il Dante mi ha detto: ci devi credere, giuro in giuretto. Io ho fatto, e ho detto: va bene, faccio giuro in giuretto, perché io queste cose qua, insomma, faccio fatica a crederci. Morale della favola: come è andata? Mi ha detto il Dante che a un certo punto è andato dentro in questa luna e ha cominciato a vedere delle cose pazzesche. E gli ho detto: ma cosa hai visto? Cosa ci sono sulla luna? I marziani. E il Dante mi ha detto: no, non ci sono i marziani, però c'è qualcosa che tu non puoi immaginare. Che cosa? Dei campi di concentramento immenso. E gli ho detto: e tu cosa? Non ti hanno preso incatenato? E lui mi ha detto: io gridavo dalla paura, ma il mistico mi ha detto di non aver paura, perché tanto eravamo di un'altra vibrazione e non avrebbero potuto toccarci. E alla fine della fiera il Dante ha viaggiato un attimino dentro queste prigioni sottoterra, dentro la luna, e poi a un certo punto cosa ha fatto il nostro Dante? A un certo punto, quando il mistico ha capito che lui aveva visto tutto, no? Gli ha detto: ecco, adesso possiamo risalire. E io ho detto: Dante, ma da quanto sono sulla luna? E il Dante mi ha detto: sono sulla luna, almeno il mistico mi ha detto, da 300 anni. E gli ho detto: ma Dante, ma perché li tengono sulla luna? Perché sono gente che hanno avuto un karma brutto, e quelli che non riescono a tenerli nella Siberia, per paura che scappino, li portano sulla luna e li tengono sottoterra. E questo qui il Dante l'ha visto a 15 anni, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è una cosa di più di quasi 40 anni fa. A un certo punto gli dico: senti Dante, ma poi cosa è successo? E il Dante a questo punto mi ha detto: a questo punto io sono tornato sulla luna, ci siamo salutati, no? Ci siamo salutati, e poi io pensavo di rimanere sulla luna. Il Dante mi dice: ma poi sono stato risucchiato indietro dal mio cordone argentato, sono rientrato dentro il corpo, e quando sono entrato dentro il corpo ero tutto spaventato, e la prima cosa che ho detto che la Bibbia non era vera, perché io in quel momento lì, mi ha detto Dante, pensavo a tutte le cose che c'erano scritte sulla Bibbia, ma poi mi sono già reso conto che sulla Luna c'è un sacco di persone che stanno lavorando, stanno facendo tutto quello che si può fare. E poi cosa è successo, Dante? E poi la mamma di quella mia amica lì mi ha chiesto cosa era successo, gli ho raccontato le stesse cose, lei era un po' strabiliata, poi io ho montato su la mia tenda, stavo andando a casa, che ti incontro? E che ti incontri, Dante? Raccontami. È il mio padrone di casa. La miseria. Il Carlo? Sì. Ma quello lì lo incontri sempre, Dante. Cosa vuoi che ti dica? È un'ombra. E cosa è successo? E io gli ho raccontato la stessa cosa che ti sto raccontando a te, Marietto. Ah sì? Sì. E poi lui mi ha detto che queste cose lui le sapeva già, ma mi ha detto di non andarle a dire, di non dare in giro a dirle a nessuno, che mi avrebbero preso per matto, perché io, mi dice Dante, volevo venire subito in piazza a raccontare queste cose qua, per avvisare la gente che il mondo non è come ce lo raccontano, c'è qualcosa in più. Però lui, il mio padrone di casa, mi ha detto: non devi raccontarlo in giro, perché io le so queste cose, le ho già viste, ci credo, ma se vai a dirle in giro la gente non è pronta e ti prenderanno per matto. Ah, e poi cosa hai fatto, Dante? Poi sono andato a casa a parlare con mio padre adottivo, gli ho raccontato la cosa, lui la sapeva già anche lui, e non mi ha mai detto che lo sapeva, cioè non mi ha mai raccontato che le aveva già visto queste cose, ma lo sapeva, non era stupito per niente. E allora cosa ti è successo, Dante? Beh, alla fine non l'ho raccontato a nessuno, se non a te, perché so che tu sei una tomba, Marietto, non lo andrai mai in giro a dire a nessuno. Oh, io sapete benissimo, cari amici, che faccio giuro in giuretto e non racconto niente a nessuno, che sulla Luna ci sono i campi di concentramento, che il Dante li ha visti in astrale. Infatti il Dante pensava di essere il primo a vedere queste cose, ma mi ha detto che c'è tantissime altre persone che queste cose sanno che esistono, ma non possono divulgarle, e solamente a gente fidata come me, perché sanno che io sono una tomba. Io gli ho detto: Dante, su di me tu puoi dire qualsiasi cosa, ma che sono un tipo che dice le cose in giro è impossibile, sono una tomba. E Dante mi ha detto: sì, lo so, le dico solo a te, perché di te mi fido ciecamente. Guarda, mi ha detto, metterei la mano sul fuoco del mio vicino di casa. Hai ragione, bravo Dante. Bene, cari amici, alla fine è finito il caffè, il secondo caffè è finito, e la storia del Dante è finita qui. Bene.
Quindi cari amici, se non l'avete ancora fatto, grazie di avermi seguito fino a qui, se non l'avete ancora fatto, se vi iscrivete al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano sarebbe una bella cosa, e se venite a trovarci nei nostri gruppi Facebook anche. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!